Ciao ragazzi, oramai parole come phishing e cyberbullismo sono entrate a far parte del linguaggio comune. È anche aumentato il cosiddetto linguaggio d'odio sulle piattaforme social, ultimamente moltissimo sulla X di Elon Musk, e sono anni che si fanno delle leggi per tutelare i minori. Io ricordo ad esempio la Carta di Treviso per noi giornalisti. In numerosi paesi sono state già adottate delle misure restrittive per tutelare i minori non accompagnati su internet. Di questo parliamo oggi con la professoressa Gloria Maria Paci, presidente di un'associazione che tutela i dati dei minori in rete e che ha una collaborazione con il gruppo di radioamatori La Radio nelle Scuole 4.0. E prima di lasciarvi all'ascolto del programma di oggi vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e a scriverci. Ciao a tutti! Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Reclamou, pois a jogada realmente não deu mais pra ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi nell'ambito del progetto La Radio nelle Scuole 4.0 siamo collegati con la dottoressa Gloria Maria Paci, presidente dell'Associazione Protezione Diritti e Libertà della Privacy APS. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, dottoressa. Buongiorno e bentrovati, grazie per questa opportunità nel presentare la nostra associazione. Ecco, innanzitutto vuole spiegarci com'è nata la vostra associazione, di che cosa si occupa? Si parla di ambasciatori della privacy, no? Sì, allora la nostra associazione è stata costituita nel 2019, abbiamo sede a Rimini, abbiamo 200 soci e abbiamo coperto praticamente tutte le regioni con i nostri referenti regionali, appunto. L'associazione è stata costituita da un gruppo di professionisti che si occupano di protezione dei dati personali per favorire e facilitare quella che è la cultura relativa proprio alla sicurezza dei dati personali, quindi un'associazione che porta avanti tanti progetti e tante iniziative proprio finalizzate a questo scopo, quindi non solo per i professionisti, quindi non ci rivolgiamo solo ai data protection officer, ai consulenti privacy, ai consulenti informatici, ma tante iniziative sono finalizzate per sensibilizzare, come dicevo, i cittadini. Uno di questi progetti si chiama Ambasciatori di Privacy, Sicurezza Informatica e RPD dello Studente, quindi è un progetto che stiamo portando avanti. Ormai siamo arrivati dalla terza edizione, quindi nell'anno scolastico corrente abbiamo formato tanti ragazzi. Si tratta di un percorso. Diciamo che sostanzialmente è un argomento che interessa tutti quanti noi, perché addirittura in passato, noi in questi giorni si parla sempre più di sovente delle pubbliche amministrazioni che vengono violate da hacker e cose del genere, sì. Però è anche un argomento di forte attualità, quello dei minori che si avvicinano a internet, dei social media, tanti come ad esempio ci sono dei paesi come l'Australia che hanno già posto dei limiti all'accesso dei minori, per così dire, non accompagnati. Ecco, ora che l'e-learning e la didattica a distanza arriva a scuola, come possiamo interfacciarci per questo che riguarda questo problema? Sì, noi nel nostro progetto, nei nostri corsi, che come ripeto sono gratuiti, si rivolgono alle scuole primarie, le scuole secondarie di primo e di secondo grado, cerchiamo di spiegare ai ragazzi quindi tutti gli aspetti
legati proprio anche all'utilizzo dei social, i rischi che si possono correre in rete, ma anche le grandi opportunità che vengono riconosciute dalle nuove tecnologie, chiamiamole così. Il nostro progetto è stato riconosciuto dal board, siamo nel board del progetto di generazioni connesse, quindi per i contenuti, proprio perché cerchiamo di rivolgersi e di spiegare ai ragazzi quali sono, ripeto, i rischi che potenzialmente possono correre, ma non solo agli studenti, ma anche ai loro genitori, al corpo docente, quindi ai dirigenti scolastici. Ecco, per quanto riguarda gli adulti già conosciamo il phishing, appropriarsi online dei dati delle carte di credito per prelevare soldi dai conti bancari, ma quali sono i rischi più ricorrenti per i ragazzi? Sì, diciamo che i rischi maggiori sono quelli oltre alla dipendenza che può derivare dall'utilizzo di questi strumenti legati alla dipendenza ai giochi, ma anche proprio ad un uso questo sul piano psicologico lo hikikomori, ma per quanto riguarda la sicurezza informatica? La sicurezza informatica sicuramente dobbiamo fare grande attenzione a tutti quelli che sono i fenomeni di bullismo, il cyberbullismo, il sexting, ma anche praticamente tutto ciò che riguarda ormai, ahimè, la violenza in genere. Quindi stiamo entrando nelle scuole con la polizia di Stato, quindi con la Guardia di Finanza, nello spiegare loro anche da parte di queste forze dell'ordine come praticamente cosa stanno facendo le forze dell'ordine per supportare i ragazzi, quindi per riuscire a guadagnare un pochino anche la loro fiducia. Ecco, già c'era una recente notizia ANSA che sottolineava che da quando la piattaforma X è stata rilevata da Elon Musk è aumentato il linguaggio d'odio e l'aggressività in rete, no? Certo, i modelli non sono così positivi, ma senza volere, non è un giudizio, ma penso che sia un po' un dato di fatto. Noi ci troviamo un po' con questo progetto, abbiamo avuto delle esperienze di ragazzi che ci dicono apertamente: è vero, voi avete ragione, venite a scuola, psicologi, professionisti, forze dell'ordine, poi mi ritrovo a casa dove ho i miei genitori che utilizzano malamente le tecnologie, lo sharing, ricordiamo questo fenomeno così diciamo dannoso. Ecco, diciamo che c'è un digital divide che va per fasce d'età, no? Non tutti quelli che sono un po' più maturi sono avvezzi all'utilizzo delle nuove tecnologie. Sì, più che altro c'è anche i genitori che vanno a pubblicare immagini o contenuti quindi sembra un po' il paradosso. Che non sarebbe il caso, infatti. Sì. No, assolutamente no. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ecco, voi diciamo per parlare di questi argomenti con i ragazzi mi sembra che avete adottato un sistema abbastanza divertente e simpatico, diciamo li avete denominati i supereroi della privacy, no? Però io non è che la voglio mettere in difficoltà, dottoressa, però visto che Chris Martin dei Coldplay ha scritto una canzone dove lui non ha trovato nei supereroi un modello. Noi cerchiamo invece di far sì che i ragazzi, in particolare i supereroi della privacy, ma anche gli RPD degli studenti, noi vorremmo che diventassero dei modelli. Noi siamo l'unica associazione che sta formando le figure dello studente che ricoprono il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali. Ricordo che questa figura è una figura che è stata istituita dal nostro regolamento europeo 2016-679. Il Data Protection Officer, come viene chiamato, è colui che ha il compito di vigilare sulla corretta gestione degli adempimenti privacy all'interno di un'organizzazione. Ecco, noi stiamo cercando di formare gli RPD, però questo ruolo è ricoperto dagli studenti, quindi dovrebbero diventare alcuni studenti un po' un punto di riferimento per tutti i coetanei all'interno dell'istituto scolastico. Quindi ecco, sostanzialmente le vostre attività si rivolgono a docenti e studenti. In che modo stanno rispondendo alle vostre iniziative?
Allora, il progetto in realtà si rivolge ai docenti, dirigenti scolastici, quindi i corsi sono previsti anche per i referenti interni privacy, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, quindi abbiamo cercato di coinvolgere tutte le figure all'interno della scuola. Ecco, in alcuni casi abbiamo una grande partecipazione quindi ai corsi, ad esempio per gli studenti ci accolgono con grande entusiasmo, così anche i docenti, vediamo che hanno necessità di formarsi, oltre che è un obbligo comunque formativo. Dove non abbiamo trovato assolutamente, questo lo dico ormai con grande dispiacere da quando siamo partiti con il nostro progetto, un appoggio da parte dei genitori. Appoggio vuol dire in realtà una frequentazione a questi corsi che sono totalmente gratuiti, questo lo ricordo, quindi si può partecipare online, quindi è anche comodo, nonostante la presenza di relatori che sono sicuramente relatori professionalmente riconosciuti, i genitori ahimè sono latitanti e poi si lamentano quando succede qualche cosa. Ecco, questo è un po' il purtroppo rammarico, diciamo che... questo è sempre un po' questo retaggio che noi abbiamo della scuola come un'area parcheggio, no? Purtroppo sì, e i genitori ormai non fanno più squadra insieme alla scuola, al parroco piuttosto che all'allenatore che si occupa di aiutare i nostri figli nello sport, e poi chi più ne ha più se ne aggiungano, ma in realtà ecco non è venuto un pochino meno questo desiderio di lavorare insieme per fare squadra, perché i ragazzi sono diventati veramente velocissimi, sono abilissimi nell'utilizzare queste tecnologie. Ecco, dottoressa Gloria Maria Paci, presidente dell'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS, io ho visto che avete un calendario di attività molto intenso, possiamo spiegare ai nostri ascoltatori i prossimi appuntamenti? Sì, allora abbiamo sicuramente un convegno rivolto a tutti gli enti del terzo settore, si chiama gli enti del terzo settore alla protezione dei dati personali, che si svolgerà venerdì 14 marzo 2025, quindi dalle 17 alle 19:30 si può partecipare sicuramente online. Abbiamo in programma un altro convegno invece che si svolgerà a Rimini per le scuole di Rimini, ma si potrà partecipare anche online l'11 aprile, quindi andremo a simulare che cosa capita ad un ragazzo che è stato vittima di cyberbullismo, ma anche a chi ha commesso il reato, quindi con noi ci saranno psicologi, magistrati, avvocati, dei giornalisti, quindi tutti insieme cercheremo di far capire ai ragazzi cosa effettivamente stanno rischiando. Stiamo pianificando un convegno per fine maggio per tutto l'ambito sanitario, mentre a metà maggio ne faremo un altro per i giornalisti, in quanto l'associazione è riconosciuta quale ente terzo che può erogare l'attività formativa proprio per i giornalisti. Quindi tante attività, cerchiamo di arrivare un pochino dappertutto, in tutti i settori, per favorire appunto questa cultura della protezione dei dati personali, che è veramente molto difficile, perché nonostante i rischi siano elevatissimi per ognuno di noi nel perdere proprio i nostri dati, siamo soggetti ogni giorno a rischi di furti di identità, violazione dei dati personali. Ahimè, io dopo tanti anni mi rendo conto che ancora non c'è questa sensibilità da parte in particolare dei cittadini, quindi non parlo solo dei minori, in questo caso parlo di persone di tutte le fasce di età, quindi siamo un pochino leggeri e poco attenti ai nostri dati, che in realtà sono il nostro patrimonio principale. Ecco, questi eventi sono tutti in presenza o anche online? Allora, gli incontri del progetto degli ambasciatori della privacy e la sicurezza informatica dell'RPD dello studente realizziamo in presenza presso delle scuole di Rimini, quelli con gli studenti, con la possibilità delle altre scuole ubicate su tutto il territorio nazionale di partecipare da remoto, mentre tutti gli altri corsi rivolti ai dirigenti scolastici, docenti, genitori si possono usufruire in modalità online. Abbiamo creato un'area riservata sul nostro sito e quindi i partecipanti possono anche rivedere le singole registrazioni, e alla fine di questo percorso si verrà iscritti nel registro degli ambasciatori della privacy e della sicurezza informatica. Abbiamo al momento oltre
50 già ambasciatori della privacy e della sicurezza informatica che sono riportati sul nostro sito e sono dislocati su tutto il territorio nazionale. Quindi invito le scuole a partecipare al nostro percorso formativo. Ecco, dottoressa, possiamo dire, giusto per concludere, 2 parole riguardo il vostro rapporto con la radio nelle scuole? Sì, sicuramente la radio nelle scuole è stato per noi una grande soddisfazione, una grande gioia avviare questa collaborazione con il professor Antonio Atos, che ci ha da subito dato grande disponibilità. Hanno partecipato lui insieme all'ingegnera De Santis ai nostri corsi rivolti ai ragazzi nelle scuole, quindi sicuramente questo, il discorso dei supereroi della privacy, noi speriamo che tutti possano diventare, tutti i nostri studenti, dei supereroi, nel senso che quando si parla di supereroi si parla di persone che sono più consapevoli e che hanno voglia di spiegare anche agli altri compagni che incontrano che effettivamente la rete è bellissima, l'intelligenza artificiale apre strade meravigliose, però bisogna saper camminare su queste strade per non correre dei rischi che sono poi veramente molto seri e possono avere dei risvolti pericolosissimi e rimanere per tutta la vita in un giovane, insomma. Allora, Gloria Maria Paci, Presidente dell'Associazione Protezione Diritti e Libertà della Privacy, grazie per essere stata con noi, a risentirci. Grazie mille a voi per la disponibilità, per lo spazio d'aria che ci avete concesso. Speriamo di essere sempre più numerosi di persone che desiderano vedere tutelati i propri dati. Buone cose a tutti e un caro saluto. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha debuttato sul nuovo social Blue Sky, con un post in cui celebra i 15 anni dell'Affordable Care Act. La riforma sanitaria fiore all'occhiello della sua presidenza. Blue Sky attualmente conta oltre 33 milioni di iscritti. Obama potrebbe trascinare altri personaggi di spicco e fare da traino ad altri utenti. L'ex presidente degli Stati Uniti mantiene un ampio seguito su altri social media, tra cui X e Facebook, dove ha rispettivamente oltre 130 milioni e 55 milioni di follower. L'Affordable Care Act è un promemoria del fatto che il cambiamento è possibile quando lottiamo per il progresso, ha scritto Obama nel suo post di esordio su Blue Sky. A dare conferma della sua iscrizione sulla piattaforma è stata Rose Wang, manager di Blue Sky, che secondo il sito specializzato TechCrunch ha risposto ad un post di un utente dando la conferma. Il nuovo social ha iniziato a farsi strada dopo che Elon Musk ha comprato l'ex Twitter nel 2022 e l'ha successivamente trasformato in X. Per tale motivi diversi utenti hanno cercato alternative come Blue Sky e Mastodon. Altri politici statunitensi sono già attivi su Blue Sky, inclusi Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Al Green, Gavin Newsom e Alexandria Ocasio-Cortez, che è diventata la prima persona sul social a raggiungere 1 milione di follower. Arriva anche in Italia iOverview, la funzione di ricerca di Google potenziata dall'intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti di trovare le informazioni che cercano, ma anche di fare domande più elaborate e scoprire siti più pertinenti alle richieste. La funzione si estende in Europa e, oltre all'Italia, arriva in Austria, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Belgio. La ricerca di Google con l'intelligenza generativa era stata annunciata nel maggio 2024 alla conferenza degli sviluppatori della società di Mountain View e poi sperimentata negli Stati Uniti. Dopo aver condotto numerosi test approfonditi e ricevuto riscontri positivi, gli utenti di questi paesi che hanno compiuto la maggiore età e che hanno effettuato l'accesso alla ricerca Google vedranno ora risposte generate dall'intelligenza artificiale accompagnate da link ben visibili per approfondire l'argomento con un semplice clic, afferma in un post Emma Budarayu, Senior Director, Search Quality e iOverviews. Il procuratore generale degli Stati Uniti ha minacciato lunghe pene detentive per i vandali in seguito a un'ondata di incendi dolosi e proteste presso le concessionarie Tesla. L'azienda è stata anche costretta a richiamare migliaia di Cybertruck per problemi di sicurezza. Gli investitori vogliono che Musk prenda le distanze dal presidente Donald Trump, ma il boss della tecnologia sostiene che ci sia una cospirazione per danneggiare lui e la sua azienda. Intanto le cose sembrano andare leggermente meglio in India. Il chatbot Grok ha lavorato per gli utenti dopo aver risposto alle domande su X con battute volgari e insulti in hindi. Oltre a criticare apertamente il governo, Musk ha sempre promesso che Grok sarebbe stata un'alternativa audace e senza filtri a ChatGPT.
Lo strumento che manipola le foto per far sembrare le persone sovrappeso è stato rimosso da TikTok dopo una reazione negativa da parte degli utenti. La funzionalità, nota come filtro grassoccio, è stata ampiamente condivisa, ma alcuni utenti hanno lamentato che si trattasse di una forma di body shaming. TikTok ha affermato che il filtro era stato caricato da CapCut, che è separato da TikTok ma ha la stessa società madre. La piattaforma ha affermato che stava anche esaminando i video caricati utilizzando il filtro e avrebbe rimosso quelli che violavano le sue linee guida. L'intervento filmineo della dirigenza è probabilmente dovuto al timore di inasprire ulteriormente la mannaia che già pesa sul loro capo da parte del governo americano. Facebook ha accettato di smettere di indirizzare le pubblicità a una donna britannica dopo che questa ha fatto causa al gigante della tecnologia. Tanya O'Carroll, da Londra, ha detto che avrebbe aperto una porta per altre persone che volessero impedire alla società di social media di inviare loro pubblicità invasiva basata sui loro dati personali. Meta, il proprietario di Facebook, ha detto che forniva impostazioni e strumenti robusti per gli utenti per controllare i loro dati e le loro preferenze pubblicitarie. Avere un chip nel cervello che può tradurre i tuoi pensieri in comandi per computer può sembrare fantascienza, ma è una realtà per Nolan Darba. Nel gennaio 2024, 8 anni dopo essere rimasto paralizzato, gli è stato impiantato un dispositivo del genere nel cranio da Neuralink, l'azienda di neurotecnologia di Musk. Ora Arba può controllare un cursore sullo schermo di un computer o giocare ai videogiochi con la mente. Bruxelles è al lavoro su un nuovo piano dedicato alla produzione di semiconduttori con l'obiettivo di garantire che i chip per l'intelligenza artificiale siano realizzati in Europa. Lo ha rivelato la vicepresidente esecutiva della Commissione Europea per la Sovranità Tecnologica, Henna Virkkunen, durante una conferenza organizzata dal Financial Times e Google a Bruxelles. L'Europa deve poter contare su una propria capacità di progettare e anche produrre chip per l'intelligenza artificiale, ed è già in cantiere il Chips Act 2, all'interno del quale i chip per l'IA svolgono una parte importante. Ha sottolineato la finlandese incaricata di dare continuità al primo European Chips Act lanciato nel 2022 per rafforzare un'industria chiave. Oggi il vecchio continente rappresenta solo il 10% del valore globale del settore dei semiconduttori, ma l'obiettivo è alzare l'asticella. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazine@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.